Buonasera a tutti, questa TV e nuova da oggi di 20 di marzo 2020 Kimbe e potremo trasmettere da Evomux questo programma nuovo. Siamo riusciti a ludomare cose impresse, ma non che si andata da innanzi si imparano queste cose, come potete vedere nella sezione da me a destra, no, commenti in StreamYard a mano manca e poi ho occupato un poco troppo l'occuso numero toccato di ridurre ma questa cosa vamos a pensare a bella bello intanto diamo un'ocrata come si presenta 6 da oggi e così presenta di voi coccolata tutto coccolata non c'è chi di andare per me stare abba poi andiamo a interrogare lo travallo poi scrivere se ne ha che no ecco questa è un'altra fotografia io che abbiamo sempre questo problema, purtroppo non vi posso anche nulla, non so riuscito a risolvere, poi che questa macchina me la dà di voi ingrandita e non ho intro e poi non me la lasciate aumentare ma non minimare, quindi non riesco proprio a esaminare, ecco qua, non fa andata da innanzi, non fa andata cioè riesco all'immannire ma non all'imminuire, quindi non riescono a rete prevedete poi calcolare tutte le vie, comunque si dette insomma dai suo canto che riusciamo a vedere da sera che si è calcolato poi tutte le vie ma non vi provate. Pocrasa invece che Napura ha calcolato su Matteo tutte le vie però manco Crasa vi provate, Sabba l'aspettiamo un po' l'uno schieniti. Bene. Andiamo da innanzi e vediamo dai damos del Supremo del Poesia, poi nel letterario, città del quarto Sant'Elena, Sant'Eleni, in Limba Campidanesa, primo classificato Gino Calvisi, sezione poesia e prosa. È stato premiato Gino per una bella poesia che poi dopo viene pubblicato, Non Flectar, tutto pare t'annanne in ora mala, e tu e Kirkas Sardigna carchi recreo, cola sadie in tristura e anneo, dai ti resta chi salucca pala. Questo tempo, scusate ma ha poi qualche problema, de... vabbè, questo tempo è il malo a guantare, non va manco luce e spera, in terra tua tutto scura già era, incomincia saleno a mancare. Adesso campidana sagaduna, intronene, ocche sarta de dolore, corro, infunnana gutio dell'entore, può dare a questa terra durcura. Non flecata, gai narata, iuglia sprone, sicca don Cesardo con suo cammino, che prenna e oro la colla tensino. Ondramento vero a sapesone. Bisogna devi pesare rebellia, a fora divisione del partito. Guerremara, tutto impare, unito, a ponnere freno a questa tribulia. E poi sì, chi gaima, vuole la proposta, e vuole la potete sicché, allegre di voi. Amore da innanzi, toccamento sportivo, la spizzina già del su pallavolo, su pallavolo comprensori scolastico visti l'uvole orune, guidata dal professor Zanette, su un campionessa esponenziale del pallavolo. Nei campionati tedeschi le bravissime ragazze dell'istituto comprensivo Biti Lula Orune, guidate dal professor Zanette, sono laureate campionesse provinciali di pallavolo accedendo alla fase regionale. Battuto in semifinale l'IC di Macomer e in finale l'IC di Barisale. Nel filmato non volevo poi ponere che non attaccaiata a sumatessi posti. Andiamo da innanzi, vediamo de Artero. Ecco qua, Associazione Acchimuso, 31 marzo 2025, all'interno del progetto Educazione alla Legalità, organizza la conferenza educativa rivolta ai genitori e alla comunità educante con il dottor Lorenzo Braina. Le regole che rendono liberi, ore 19, Salone Parrocchiale Vitti.
Quindi questo è organizzato da Chimo, sempre in questo programma come andato adesso. Legalità. Intanto ne approfitto per vedere una cartina che ponete in chiaro cosa che sono stata la modifica dopo adesso toponimo insomma adesso cramare la zona là. Ecco, se andiamo a vedere la zona dei vizi che è Stinocche, che praticamente è scusta dei Nocche, batte scritto Barbagia di Bitti. E poi noi incollammo il vista, collanne in Alta Baronia, come è attualmente nel Nuorese, ma il Nuorese non è mai esistito, per una cartina batte scritto il Nuorese. Bestia Barbagia di Bitti, Rose Gartelli, Gocceano, Dore e Orotelli, eccetera, eccetera. Il Nuorese manco esiste per un loco e quindi che insomma tornare a suo conto non si può modificare la storia a seconda di come interpreti in conca qualcuno come te abbia già capito che uno si trasferite dai visti a Baronia e poi dite sarà la zona di visti come te Alta Baronia. No, assolutamente no, è stata anche una violenza a storia di questa terra. Quindi questa cartina che tra l'altro va appoggiata in tanta lateral versione che verrà appoggiata già in lateral via, essa cartina adesso il nome è storico adesso dessa parte dessa Sardegna. Andiamo da innanzi e fai damo adesso convegno che beste sabato in hockey su Cine Teatro Ariston a cominciare da 19 di Manzano, va bene, no, questo è scritto l'orario, fede e cultura, il mondo di Raimondo Sturtas, storia, lingua e identità. Il orario sono, ecco qua, prima sessione, ore 9, da Iaporeione, iniziata una vocazione radicata nell'identità. Seconda edizione, lo storico, terza edizione, lingua sarda e liturgia. E poi bestie, giù dibattito, assaine. Cioè, la terza edizione è a Bortedia, sa 13 e mezza. Andiamo poi all'iniziativa di Don Cosseddu pellegrinaggio giubilare Assisi Cascia Roma. Dei viziisco che giubilinaggio è scritto batoro, ma battate lo locco, il suo postale, quindi accudite a bosi scrivere. Intanto vamos poi alla mobilitazione del Sos Pastores che Napoli 21, cioè Crasa, a Sese, de Ortedie, ma due scorteos che partono, uno da Ottana e uno da Susologo e si in tutto isso in Prato Sardo. A questione abbiamo la presentazione del suo libro di Giovanni Farina e conta pure la storia sua organizzata da Matteo Melino, organizzatore dell'evento, poi l'autore Giovanni Farina e l'editore Costantino Cavalleri. Dopo inizio insomma il convegno, questo è già stato una chena insomma su Salvatore, però chi è bicchiere d'annare si deve prenotare prima in modo tale che si regoli ne vina già chissà cosa da preparare. Bisogna andiamo da innanzi e fai damo sul giornale, ti batto io sul giornale, da Sky Telescope, imprenditori stregati dal grande sogno, cioè, questo Iteri a Camera del Commercio, è stato questo convegno dedicato a poschiate da solo imprenditori e francamente io non bisogna nato, ma non vi posso essere manco oggi che so in Castello in uno dibattito metta difficile insomma dopo questa questione Ucraina, Russia eccetera eccetera non riesco manco commenti mi regolare però insomma non mi posso negare di andare. Tordi a Nuoro, Rosenato può essere la nostra Silicon Valley. Ma da innanzi tordi il sito di Sosenato della Silicon Valley della Sardegna e sicuro di Unione Costituzione Nuova Sardegna. La regione ha incontrato le imprese a Nuoro, poi Bosamento che Casa Bortelli invece
cioè chi stasera a Bortedie beste in un convegno appunto sempre adesso a Einstein Telescopo e sa palestra di Lugolo. Sul cinema della Sardegna a Berlino, ecco, sul cinema proprio come te lo chiamo io, sul cinema, guardate bene che il cinema che renare il movimento, che renare a che vedere figura in movimento, e invece avvia lo chiamiamo su film, ma su film è pellicola che renare, film è la pellicola, oppure perché viene la fiction, come stai gai, ma fiction che renare finzione, cioè un pacco sminuiti allora del sul cinema, insomma, cioè, scoperin chiesto una finzione. Invece cinema è meta col bello, è un movimento. Prenderà il via sabato 22 marzo 2025 a Berlino su Cinema, la nuova rassegna curata da Sardisches Kulturzentrum Berlin, l'evento inaugurale che si terrà a Il Kino Berlin 22 a partire dalle 16:30 è stato promosso dall'Istituto Fernando Santu in collaborazione con Cittadini del Mondo, Cinema per il Sociale e il Circolo Culturale Sardo di Berlino. Offre uno sguardo sulle migrazioni che collegano la Sardegna ad altre parti d'Italia e del mondo. Su Cinema. La lotta alla tossicodipendenza più dura con le droghe chimiche. Gli iscritti che rompe canne e pede questa droga chimica che non difficile da combattere. Più soldi alla sanità oppure la riforma non sarà efficace. Questa riforma Bartolazzi. Appello dei sindaci al Consiglio regionale. Voli senza addizionale, passo strategico. Cioè Ryanair hai appetito di tirare l'addizionale portuale, insomma, dai al volo dopo più abbassare il prezzo e pare che questa cosa sia da verificare. Sardegna scatta l'allarme anziani, nel 2050 saranno oltre 200.000 gli over 80, si rischia l'emergenza sociale. Meloni, l'UE di Ventotene non è la mia opposizione all'attacco irriconoscente. Inoltre è un attacco di carattere ideologico, è una provocazione di carattere ideologica, bufera alla Camera per le parole del Premier sul manifesto di Spinelli. In effetti ha applicato solo una parte, un estratto, ma chiaramente non si cosa è andata contestualizzata e non vista gai in termini del contesto, insomma, ecco, cioè, e quindi è chiaro che questo ha provocato veramente una tempesta. L'UE vara il piano di riarmo, summit in salita per l'Italia, che Meloni e Juncker superi in due staffare e quindi è chiaro che la stampa è in difficoltà. Salvini e Orban, Salvini praticamente Salvoshenko, Eskin Orban, ma sì, è il partito russo in Sardegna, in Italia, patto di ferro a Bruxelles. Decadenza, la parola ai giudici, oggi prima udienza in tribunale. Denesa decadenza torre che oggi è la prima udienza sul tribunale del Cagliari. Il collegio esaminerà il ricorso degli avvocati di Alessandra Torre. Tutto in scadenza, varie insomma, no, che bisogna iscritta, la leghita iscritta attenzione, il rendiconto delle spese elettorali, non è conforme alla legge, non è stato nominato il mandatario, non è stato aperto il conto corrente, manca l'asseverazione, manca l'estratto conto corrente, eccetera, eccetera, abbastanza inadempienza a chi viene contestata. Tra gli onorevoli cresce la paura di dover ripartire da zero, ingiusto mandarci tutti a casa. E vabbè, insomma, voi siete imbarcati con un sistema elettorale e non ha scritto cambiare il sistema elettorale, quindi insomma, dalle scritte che hanno si pone questa strappola,
beh, su pericolo che pone su pelle, sa trappola che vuole mattezza sta sparato. Questa legge elettorale è una trappola, la sta sparata a voi, e tanno dite balla bollamentatese, di buon che mandano a domo, la trappola la sta sparata, pronuisi, e vabbè, vi passa sposto su pelle voi. A casa. Finanziaria, la maggioranza alla ricerca del tempo perduto, l'ipotesi larga intesa per evitare il quarto mese di bilancio provvisorio. Sul bilancio provvisorio potrei spendere un dodicesimo dell'11 capitolo ed è chiaro che le gare si può andare da innanzi, siamo già il su mese di marzo. Bartolazzi illustra la manovrina per la sanità, proprio manovrina, che si tratta praticamente del semplice spostamento del poltrona. Decadenza Todde, prima udienza, oggi il processo in tribunale. La decisione finale sarà di competenza della Corte Costituzionale. Cioè, praticamente viene sul tribunale a entrare in merito di questa questione, di questa multa, eccetera, eccetera, e così via, ma non a entrare in merito di questa decadenza che hanno queste competenza sua. Cioè, teoricamente è già decaduta la sentenza di questa dessa corte che del suo collegio di garanzia è stata atta, è già decaduta, però è iniega che abbia il suo ricorso. Trump rassicura Zelensky, Kiev pace possibile. Scambio di prigionieri con Mosca. Gli USA gestiamo noi le centrali. In effetti è stata una proposta che però non è stata accettata, questa di gestire le centrali. Israele vuole liberare tutti gli ostaggi, cioè Israele praticamente sono a bombardare, battono tutti i prigionieri del morto, sino che uno si arricca su manzano e manda aerei a bombardare un mondo veramente, noi scusi, un mondo che queriamo. Arrestato il rivale di Erdogan pure ha visto che è sbagliata un possibile candidato contro Isse e quindi ha pensato bene dell'arrestare, che sono solite accuse de comodo, insomma, aiuto al terrorismo, corruzione e così via, tutto accuse scampate in aria. Trump telefona anche a Zelensky e chiede il controllo USA sulle centrali. Guerra in Ucraina, telefonata franca e positiva, siamo sulla buona strada. Ma sulla buona strada a conti sono poi e stabilire a conto dei Putin se sono sulla buona strada oppure no. Terminamos 7 horas de hoy e nos damos un appuntamento torno a casa. È durato che 9 minuti, e 9, ma sono costretto a restare in questo tempo perché non ho l'abbonamento super sostengo che mi stanca la vita. A me sorridere, buona a tutti dai Bizi TV.